Buongiorno Tropicani e benvenuti a questo nuovo gameplay di Tropico 4. Oggi andremo a creare una nostra campagna, una modalità diversa dalla modalità libera perché ci propone diversi obiettivi da portare a termine e non fare ciò che vogliamo. Quindi eccoci all'interno del nostro giornale, ovvero il resoconto della nostra campagna. Si chiama la prima missione ascesa al potere, della prima missione su 20. Ci troviamo all'interno dell'isola di Santa Clara, che è un'isola dei Caraibi, che è mal ridotta internamente, senza un'industria, un'educazione, un'agricoltura e la disoccupazione è molto elevata. E non ci sono molte abitazioni per i popolani e quindi dobbiamo riuscire a renderla un ottimo terreno d'appoggio per creare il nostro piano di sviluppo, facendoci appoggiare ehm, dai rappresentanti dei partiti più importanti. Possiamo anche controllare la stampa, cosa dicono di noi, anche le statistiche del nostro presidente e il punteggio della missione. Possiamo iniziare a giocare la nostra partita scegliendo il nostro politico personalizzato. Allora, io direi di selezionare sempre uomo, tenuta, vediamo un po', casual, bullo, vediamo un po' Elvis, mafioso, diplomatico l'abbiamo già scelto, militare. Vediamo un po' se c'è qualcosa tipo ammiraglio, qualcosa del genere, elegante, no, ufficiale della marina, perfetto. Carnagione cambiamo, vediamo un po', mettiamo scura, no, bianca, carnagione bianca, cappello, vediamo se c'è il cappello da ammiraglio, vediamo un po', militare, no, questo sembra un generale, corona reale, guardatelo che forte, no, 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 lasciamo la corona reale, è troppo forte la corona reale. Poi sul nostro vestito da ammiraglio va più che bene. Vediamo un po', accessori, vediamo un po', ecco, mettiamo anche gli occhiali, come barba, mettiamo un po' di baffetti, questa barba può andare bene, i baffi vanno bene, il pizzo, vediamo, Babbo Natale, no, vediamo un po', mettiamo questo pizzo, guardate che forte è il nostro presidente, guardiamolo un po' allo specchio, facciamolo ruotare, eccolo qui, va bene, perfetto, avanti. Allora, al solito sempre la Ronello, origini, questa volta vediamo un po' figlio di papà. Tuo papà era oscenamente ricco e governava il paese prima di te, infatti la nostra corona dà il simbolo del nostro casato. Non ti resta che seguire le sue orme. Perfetto, abbiamo il 10% di rispetto a tutte le fazioni tropicane, ma meno quella intellettuale. Va bene, lasciamo perdere. Ascesa al potere, vediamo un po', tramite, vediamo un po', un infiltrato del KGB. Ok, siamo arrivati al tropico con il nome in codice di compagno Sergei, siamo riusciti a entrare, quindi abbiamo le relazioni ottime con l'Unione Sovietica, meno 30% libertà però, ai soldati non serve un'istruzione superiore, abbiamo 10% in più della fazione comunista. Perfetto. Un profilo, vediamo un po', prendiamo, vedete siamo riusciti a migliorare l'ipocondriaco, anche il patriota, no, anche il lavoratore. Io direi di utilizzare qualcosa che non abbiamo usato, per esempio vigilante, meno criminali, meno criminalità. Possiamo selezionare, vediamo anche, vediamo un po' imbroglione, questo è forte, abbiamo il 10% rispetto alla fazione lealista, meno 5 intellettuale, meno 5 religiosa, le promesse elettorali non hanno alcun risultato, va bene, vediamo un po' l'imprenditore, cosa fa il più 2% prezzo di esportazione, questo può andare bene per la nostra economia. Ok, iniziamo a giocare. Allora, abbiamo personalizzato il nostro presidente. Ecco, guardate un po', questo qui è lo scenario iniziale di Tropico, una sorta di video introduttivo che andiamo praticamente a vedere. Questa è la nostra isola, la telecamera sta andando pian piano ad avvicinarsi, potete vedere che c'è un vulcano se non sbaglio, e perché sono presenti eventi catastrofici, per esempio l'eruzione vulcanica, ci fanno vedere il nostro bel paesaggio, gli uccelli che volano, anche la nostra bella foresta e in fondo potete vedere che c'è una sorta di villaggio che proprio è all'interno della valle tra le colline e il nostro vulcano. Sì, credo che sia un vulcano, ma non ne siamo sicuri. Andremo a vedere più avanti. Inoltre mi sembra che c'è anche una rovina Maya. Vabbè, ci fanno notare le nostre spiagge, eccetera. Vediamo un po' se possiamo arrivare al sodo. Salta. Ok, passo per passo, abbiamo qui un generalissimo Santana, un uomo barbuto che ci dice: salve amico mio, ti trovi bene nella tua nuova isola? Santa Clara si trova in terribili condizioni, dovresti spostarti per rendere questo luogo più abitabile e la gente felice e contenta. Ecco il mio foglietto degli appunti, ti aiuterà a organizzare le tue basi dell'isola, usalo con saggezza. Ecco i nostri compiti per casa, primo passo alimenti, religione, salute, abitazione e divertimento. Quindi come
Passo 1, alimenti. Ecco qui il nostro penultimo che ci chiede di costruire 2 fattorie perché senza mangiare non si va da nessuna parte. Il mangiare è il carburante di ogni tropicano, quindi vediamo un po' se possiamo fare qualcosa per i nostri abitanti. Potete vedere, dobbiamo costruire le nostre 2 fattorie per nutrire le nostre persone. Ecco le nostre fattorie. Io direi di utilizzare il grano perché è molto utile. Ovviamente si può produrre il pane, quindi direi che è meglio del grano non ci sia niente, lasciamo perdere la papaya e le altre cose. Perfetto, aumentiamo la nostra priorità al massimo come al solito e vediamo un po' se i nostri uomini provenienti dall'ufficio di costruzioni per ora in laboratorio di sfruttamento si daranno un po' da fare. Intanto guardiamo un po' la nostra isola, come potete vedere mi sembra che ho ricevuto dei commenti riguardante la visuale. Praticamente la visuale può essere mossa tramite la rotellina, tenendo premuto possiamo aumentare e diminuire l'angolazione della nostra telecamera oppure ruotare in senso orario o antiorario. Possiamo, ok, in questa maniera diamo un'occhiata alla nostra isola, vediamo un po' se abbiamo qualche probabilità di capitare qualche bel giacimento petrolifero. Diamo un po' un'occhiata. Petrolio, che è una delle risorse più importanti, guardate un po', eccola. Intanto cosa è arrivato? Passo 1, alimenti. Ben fatto presidente, le fattorie sono pronte e presto inizieranno a produrre alimenti per i tuoi cittadini. Ricordi che i prodotti agricoli impiegano del tempo a crescere. I primi raccolti saranno pronti dopo circa 6 mesi. Prima i cittadini dovranno arrangiarsi, vabbè, ma non sarà un problema troppo grave. Quindi la gente si affida a te per ottenere alimenti. Via via che la popolazione di Santa Clara aumenterà, dovrai costruire più fattorie. Prova a costruire una nuova fattoria per ogni nuovo 50 cittadini. Ok, quindi a 100 cittadini andremo a costruire la nostra nuova fattoria. Ci sono anche dei giacimenti petroliferi in mare, perfetto, può andare più che bene. Allora, ci sono 5 giacimenti. Allora, aumentiamo anche la velocità, sono stati costruiti, è arrivato il nostro reverendo Esteban che ci chiede praticamente qualcosa riguardante la religione. Presidente, sono il reverendo e parlo in nome dei fedeli dell'isola. Hai fornito del cibo, ma cosa mi dici dell'alimento delle loro anime? E questo hai ragione. Un gruppo di devoti americani ci ha inviato $10.000 per aiutarci. Disponi 4 preti sull'isola e una nuova chiesa. Quindi, per dare una casa ai nostri preti, dobbiamo costruire ovviamente una nostra chiesa che la troviamo nei servizi e la possiamo posizionare all'interno quindi di quest'area. Aumentiamo anche la nostra priorità. Vediamo un po' dove è il nostro presidente. Eccolo qui, vediamolo, eccolo là con la sua corona in testa che sta vagando per le strade. Mandiamolo un attimo al cantiere, così aumenteremo la velocità di costruzione. Ok, potete vedere ci sono molte baracche all'interno del nostro paese che sono un problema da eliminare perché praticamente rendono l'ambiente davvero molto brutto e quindi dobbiamo sostituirle con almeno delle case popolari che successivamente andremo a fare. Allora, una nave è arrivata senza trasportare merci, vabbè certo non abbiamo nulla per esportare. Allora, come potete vedere le strade sono state migliorate grazie alla nostra chiesa, è arrivato il primo reverendo, ecco anche il secondo reverendo, il terzo e sta arrivando anche il quarto. Perfetto, ecco i 4 reverendi. Adesso dobbiamo passare all'obiettivo numero 3, ovvero la salute. Migliora l'assistenza sanitaria della tua isola fino almeno il 45%. Ok, per migliorare la nostra assistenza sanitaria inizialmente dovremo iniziare a costruire delle cliniche perché non hanno bisogno di elettricità, i medici lavorano al buio, non so come fanno, vabbè, ma si danno un po' da fare. Dobbiamo raggiungere il 45%, già siamo al 38% e tramite quindi la nostra clinica arriveremo al 45%, ovvero grazie ai nostri medici che verranno dall'università. Ci servono 2 ben laureati. Attuiamo una medicina preventiva ovvero il paziente richiederà cure mediche il 20% meno frequentemente. La nostra nave arriverà tra meno di un mese, ma siamo $320 in meno, ma come avete visto nei video precedenti della modalità libera, i soldi inizialmente iniziano a mancare, ma pian piano, ecco, grazie agli aiuti degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica, ma anche grazie alle nostre esportazioni che andranno a far arrivare delle ingenti somme di denaro all'interno delle nostre casse, andremo praticamente a ribaltare la situazione. Ecco infatti i nostri soldi, siamo riusciti a guadagnare abbastanza soldi da migliorare la nostra assistenza sanitaria grazie ai nostri medici all'interno della nostra clinica. Perfetto, vediamo un po' cosa ci dice. Che si prendono cura delle aree suggestive di anche costruire 1 o 2 nuove cliniche, quindi un'altra clinica la posizioniamo in un'altra parte della città, eccola qui.
questa volta attuiamo una geriatria, cioè la durata media della vita dei visitatori aumenta di un anno per ogni visita, fino a un massimo di 5 anni. Assumiamo già i nostri laureati che ci serviranno per curare i nostri cittadini. Ecco, tieni un po' di soldi e vai, vedo che sei rimasto al verde amico, dovresti fare più attenzione, ecco 10.000 dollari per pagare i tuoi debiti. Perfetto. A breve arriveranno all'interno della nostra clinica altri medici, appena ovviamente sarà ultimata. La nostra assistenza sanitaria sta per essere, cioè sta raggiungendo l'obiettivo necessario, e a breve arriverà anche la nostra nave. Vabbè, sì, tra breve, tra 5 mesi, ma in questo game con la velocità messa al massimo riusciamo ad ottenere ottimi risultati. Allora, vediamo un po'. È arrivato anche il primo medico, ci sono dei lavoratori istruiti, ci sono delle persone istruite all'interno della nostra isola. Ecco qua è arrivato anche l'altro, quindi siamo a posto. La nostra assistenza sanitaria dovrà migliorare al più presto, come ci dice il nostro penultimo. Ok, vediamo intanto di costruire le case popolari, che sono l'edificio suggerito particolarmente dai nostri cittadini. In rosso di nuovo al verde, come hai fatto? Ecco altri 10.000 e grazie. Perfetto, queste sono le case per la nostra popolazione. Intanto a breve entreranno anche i nuovi medici all'interno della clinica. Vediamo un po' se si sbriga questa nave ad arrivare, perché deve portare tra meno di un mese i nostri 2 nuovi laureati, perché sono stati ordinati dall'estero. Allora, questo qui è l'ufficio trasportatori, che praticamente permette di trasportare le merci dalle nostre industrie al porto per essere poi svendute in tutto il mondo. Ok. Vediamo un po' se si danno da fare questi uomini, ma mettiamo sempre una manutenzione normale, quindi una manutenzione normale senza il controllo scarafaggi che dimezza la qualità delle abitazioni. Ecco qui nuovi immigrati a Tropico, nuovi esperti stranieri. Ecco qua, troppe baracche, il compagno Vasquez si sta lamentando e noi stiamo andando a costruire le nostre case popolari per far vivere meglio la nostra popolazione. Ma io direi che non bastano 2 cliniche, io direi di metterne anche 3, perché la nostra assistenza sanitaria rimane sempre a 41. Vediamo un po' se possiamo costruire anche la segheria in un luogo dove ci sono presenti molti alberi, per renderci un po' indipendenti dalle nazioni come gli Stati Uniti e anche l'Unione Sovietica, che cercano di attirarci tramite i loro assegni e quindi far parte della loro causa. Quindi unirci a loro, ma per ora mettiamoci in proprio tramite le nostre attività finanziarie. Qui attiviamo l'ostetricia, che praticamente aumenta la possibilità che la donna diventi madre del 50%. Ok, sono entrati 2 medici, ma noi dobbiamo prenderli dall'estero, e quindi vediamo un po' di buttarli fuori, licenziamoli, così arriveranno più medici e la nostra assistenza sanitaria migliorerà nettamente. Allora, vediamo un po' se possiamo costruire anche la nostra segheria con un disboscamento senza un raccolto selezionato, che riduce l'inquinamento e quindi salva la maggior parte degli alberi all'interno dell'isola. Ma noi abbiamo bisogno di soldi, quindi gli alberi diventeranno soldi, quindi più alberi tagliamo meglio sarà. Ok, 44% su 45 staranno arrivando i nuovi. Sì, sono arrivati i nuovi 3 immigrati, ci manca l'ultimo. Ok, siamo riusciti a ottenere il 45%. Abbiamo Nick Richards che ci dice: è il presidente, sono il senatore Richards e rappresento il popolo americano del grande stato del Nebraska, non sono un criminale. Vedo che devi ancora formare un gabinetto e nominare ministri, è inaccettabile. Come pensi che si possa lavorare così? Costruisci un ministero e assumi un intero gabinetto di ministri. Perfetto, farò come mi dirai appena guadagnerò abbastanza soldi, e 2.833 dollari sono stati esportati, e speriamo un po' che Richard oltre alle notizie ci porti anche dei soldi, in modo tale che costruisca questo bel ministero. Vediamo un po', ministero dov'era? Era nel governo, ministero, eccolo qui, ci servono 4.000 dollari, vabbè, indebitiamoci un po', tanto riusciremo a guadagnarli, mettiamolo direttamente all'entrata del porto. La goccia che fa traboccare il vaso, questa è l'ultima volta che ti tiro fuori dai guai, questi sono gli ultimi 10.000 che riceverai da me, grazie compagno barbuto. Ok, perfetto, iniziamo ad assumere i nostri uomini. Ok, allora, difesa, mettiamo un po' Egilio Lopez, che ha un coraggio molto alto, riguardante gli interni, adesso dobbiamo iniziare a assumerli. Sì.
anche nell'educazione. Dobbiamo assumere un intero gabinetto di ministri, quindi assumiamo, anzi no, iniziamo a migliorare l'economia con questi ultimi soldi che ci rimangono, perché non riusciamo praticamente ad assumere tutti i nostri lavoratori con questi ultimi soldi, quindi iniziamo praticamente a migliorare la nostra economia, vediamo un po' se possiamo costruire anche una miniera, vediamo un po' dove sono i minerali, e vai, qua c'è qualcosa, ferro, cos'è? È ferro, perfetto, possiamo esportarlo, costruiamo una nostra miniera, colleghiamola tramite una strada e iniziamo praticamente a guadagnare i primi soldini da mettere da parte per assumere i primi ministri. Perfetto, ovviamente questa prima parte della campagna di Tropico 4 è terminata, ma continuerò ovviamente nei video successivi. Ciao a tutti, mi raccomando, votate e commentate.